David, al tornati radonge, tutte la int pui scelte di Israele, 30.000 oms. David e tutto l'esercito che lo accompagnavi si metterono in marcia per Baale di Giude, per portare a di lì l'arche di Dio, che la non, signor de Schiris, e che sta sentato sui cherubins. A chiamare in l'arche di Dio sunt un chiar crei, e luminare in fur de chiese di Abinadab, che è sulla colline. Uze e Achio, i figli di Abinadab, ammenavano il chiar. Uze camminava in bande de arche di Dio, e Achio all'ere denant. David e tutta la chiesa di Israele abbalavano denant al Signore, più che podevano, chiantando con accompagnamento di citaris, di arpis, di tamburei, di sistris e di covertoris. Arrivare sull'aria di Nacon, Uza slungia la man vias dall'arche di Dio, e le tignidure, perché che i bus le facevano ribaltare. Allora il Signore si arrabbiò contro di Uza. Dio lo colpì immediato perché specchiato, e al morì sull'at, di flande arche di Dio. David arrestò malappaiato che il Signore si fosse buttato contro di Uza, e metter in non a di quel luc per Ezuzze che lo anchimò. In che dì, David al chiappapore dal Signore al disè, «C'è molto fasarai l'arche dal Signore e entrali di me». E così David non volesse venditi l'arche lì di Sette, città di David, e le menà in chiesa di Obed-edom di Gat. L'arche dal Signore era stata 3 mesi lì di Obed-edom di Gat, e il Signore al benedì Obed-edom e tutta la sua int. I contarono a David che il Signore aveva benedetto la famiglia di Obed-edom e tutte la sua robe, in grazia de arche di Dio. Allora David si chiappa su, al fare menare l'arche di Dio, de chiese di Obed-edom, te città di David, con tanta allegria che mai. Quanche che portava in l'arche del Signore veri fatto si spas, all'uffrì un bo e un vidiel di grasse. David al balà, smenansi con tutti i suoi sforzi denando al Signore. Tor de vite aveva un effo di lin. Davide e tutta la chiesa di Israele a fare in lei denante l'arche del Signore, petan scriui e sunante il cuore. Quando l'arche del Signore stava entrante si sta di David, Mical, figlio di Saul, chialanti up al balcone e vedere David che saltava e che si smenava denante del Signore e dentro di sé lo spresea. A portare in dentro l'arche del Signore e le pogliare in tal suo puesto, so detende che Davide aveva fatto metti sua pueste. E Davide all'uffrì olocausti, presenza del Signore, e anche sacrifici di comunione. Finì di offrire olocausti e sacrifici di comunione, Davide al benedì il popolo, in nome del Signore de Schiris. Da spo, si defur a tutte la int, a tutti i fulugni di israelis, oms e femminis, una pete di pan, una purizione di datas e una pete con la uve passe per ognuno. Poi dopo ognuno si indilecchia se so. Biel che Davide al tornave per benedire la sua famiglia, Mical, figlio di Saul, ie si inquintri di sé. C'è biele in nomine che si è fatte voi, il re di Israele, che si è disvistut presince de servis dai sei fameis, precis che si disgrotta un placiarul. Ma Davide rispondè a Mical, io bali denanda al Signor, per vite dal Signor che mi ha preferita a topari e a tutte la sua chiesa, permettimi a chiave di Israele, popolo del Signor. Io balarai denanda al Signor e mi sbassarai anche modi plui. Non valarai cui sa c'è per te, ma denande servis che tu fevelis, denandi loro, o podarai tignimi in bon. E Mical, figlio di Saul, non ti ha passuato, rifrinter mai alla di de sua morte.